incidenti hanno tenuto impegnato in questi giorni il personale sanitario del pronto soccorso di Chioggia. 3 giorni fa una bambina era caduta dall'altalena di casa, nei pressi del lungomare di Sottomarina. Dopo le prime cure per il trauma si è sviluppato un ematoma di discreta entità che ha avuto bisogno dapprima dell'osservazione pediatrica in ospedale, poi del trasferimento via elicottero a Vicenza. La piccola versa comunque fuori pericolo e solo precauzionalmente ieri è uscita dal nosocomio clodiense in carrozzina. Attorno a mezzogiorno di oggi, invece, lungo la rotatoria tra il cavalcavia, ridotto Madonna e l'ospedale, una vettura diretta verso Viale Mediterraneo ha arrotato un ciclista che ha riportato qualche contusione ma è già stato dimesso dal pronto soccorso. Ancora incerte le cause del sinistro, i cui rilievi sono stati presidiati dai carabinieri. Grandissime novità in arrivo dalla conferenza odierna del presidente della Giunta regionale veneta, Luca Zaia. Da lunedì 1 giugno non sarà più obbligatorio indossare la mascherina dappertutto, ma solo nei luoghi al chiuso aperti al pubblico e là dove non è possibile garantire la distanza di 1 metro tra le persone. In tutte le altre circostanze, come luoghi aperti molto spaziosi, la mascherina potrà essere tenuta in tasca. Cessa anche l'obbligo dei guanti nei negozi, sia per i clienti che per gli operatori. Le persone non li cambiavano per tutto il giorno, ha detto Zaia. Inoltre saranno possibili le grigliate in privato e altri assembramenti del genere, non in area pubblica. Cambiano anche le misure degli spazi a disposizione degli ombrelloni al mare, che passeranno a 12 metri quadrati in tutto l'Alto Adriatico. Per l'organizzazione delle spiagge libere, Zaia ha dato mandato ai comuni, previe distanze e incarico ai sorveglianti. La responsabilità ricade di più sul cittadino, ha detto il presidente, che ha anche confermato la riapertura delle case di riposo alle visite dei parenti e all'accoglienza di nuovi ospiti. Sono in corso di installazione lungo le fondamenta ad anello che circonda la laguna dell'Usenzo le nuove telecamere del circuito di videosorveglianza destinate a presidiare l'intera zona e a fungere da deterrente ai numerosi atti di vandalismo e intemperanze verificatesi nel tempo sia dal lato di Borgo San Giovanni che di Sottomarina e all'Isola dell'Unione. Nella tarda mattinata di oggi gli operai, dopo aver sistemato la parte sud adiacente alla cittadella scolastica di Borgo e alla Cavana Imbarcadero, erano all'opera nei pressi della zona Magnesutti di Sottomarina. Una volta che le telecamere, i cui cavi ora penzolano, saranno collegate al comando di polizia locale all'isola Saloni, anche l'ultimo miglio sarà compiuto, mettendo a disposizione delle forze dell'ordine le immagini in tempo reale di quanto avviene e quindi la registrazione degli eventuali colpevoli. Zampillano i getti d'acqua, come fosse l'idromassaggio, dentro il fondale azzurro di una piscina. È invece la fontana incorporata nel celebre monumento al marinaio, che chiude il boulevard di Piazza Italia in via Veneto e si affaccia sul lungomare di Sottomarina, di fronte alla Storia. Finalmente l'arredo urbano ha previsto anche questo intervento, proprio con il ripensamento del fondale, affidato alla società partecipata SST. I nuovi giochi d'acqua si fanno volentieri apprezzare con la luce del giorno e anche al buio della sera, costituendo un'ulteriore attrazione e un segnale di attenzione al turista, oltre che ai residenti, verso la prossima difficile estate balneare. Il comune di Chioggia ha lanciato un'indagine conoscitiva per ricevere manifestazioni di interesse da parte delle società sportive locali verso l'organizzazione dei centri estivi per bambini e ragazzi, nel rispetto delle misure in vigore. Le attività saranno distinte tra bimbi di 3 e 5 anni e dai 6 agli 11 anni. Preferenziale è l'aver organizzato attività ludico-sportive dirette a minori e alle persone diversamente abili.
I servizi estivi funzioneranno con entrata dalle 7:30 alle 9 e uscita dalle 12 alle 13:30, nei 3 turni dal 15 giugno al 3 luglio, dal 6 al 24 luglio, dal 27 luglio al 14 agosto. I luoghi saranno puliti e igienizzati da parte del comune, mentre la società prescelta sarà in carico della fornitura di oggetti, attrezzature e giochi. Previsto il rimborso delle spese. La manifestazione di interesse va presentata entro le ore 12 di mercoledì 3 giugno all'ufficio protocollo del comune, previo rispetto dei requisiti.